Dominante, e questa la prestazione che Agrigento ha messo in campo contro il Torrenova. È stata una partita a senso unico. I biancazzurri hanno vinto e convinto battendo i cugini siciliani con il punteggio di 50-81. Chiarastella e compagni nel primo quarto hanno ruggito, riuscendo a chiudere con il parziale di 4-21. I biancazzurri lasciano poco spazio e sotto canestro riescono a vincere tutti i duelli. Nel secondo periodo il Torrenova cambia faccia, Lasagni prova a riaprire il match, il secondo periodo Agrigento subisce più di qualcosa. La squadra del coach Catalani torna in campo e riprende in mano la gara. Saccaggi non si ferma più e infila un canestro dopo l'altro, sostenuto da Rotondo e Costi. I biancazzurri si affidano alla solidità e chiudono con un parziale di 6-24. Il Torrenova prova a contrastare la furia di Agrigento. Galipò chiude in doppia cifra, ma non basta. Veronesi e compagni portano via anche questi 2 punti. Agrigento chiude in crescendo una partita più che mai importante. I biancazzurri battono il Torrenova e si godono una mini classifica che sorride. Questi parziali 4-21, 21-20, 6-24, 19-16. I migliori canestri sono stati fatti da Saccaggi con 20, Veronesi 16, Cossi 13, Grande 9, Rotondo 8, Chiarastella 6, Peterson 6, Ragagnin 3,